riduzione delle indennità alle più alte cariche. Ne parliamo. A conti fatti, così la Regione in 3 anni potrebbe risparmiare 20 milioni di euro, soldi che farebbero bene, anzi benissimo, a comuni ed enti territoriali. Questo lo dice il PD, che propone una legge per tagliare i costi e gli sprechi della politica e della gestione degli apparati amministrativi. Intanto basta alle auto blu, agli autisti basta ai privilegi. Franco Bonfante, che è vicepresidente del Consiglio Veneto ed esponente del Partito Democratico, è il primo firmatario di questa proposta, che punta anche a ridurre del 20% le indennità dei consiglieri regionali. Una rinuncia che per le cariche più alte corrisponde anche a 3-4 mila euro al mese. Riduzione dell'auto blu, ma riduzione vuol dire che rimane l'auto blu solo il Presidente della Regione e il Presidente del Consiglio regionale. Tutti gli altri basta, soprattutto tutti gli altri vuol dire aziende, enti, società a partecipazione regionale, ci sono una miriade, direttori di ULSS, tutta questa gente che va in giro con auto da 100.000 euro, con l'autista eccetera, basta. Bonfante dà quindi il buon esempio. Secondo lui il segnale da dare deve essere forte, un exemplum appunto. Missione finale del partito è equiparare lo stipendio dei politici italiani a quelli europei. Intanto la legge verrà discussa al primo consiglio regionale e se dovesse passare entrerebbe in vigore a partire dal 1° gennaio prossimo. Noi siamo un'assemblea. Truffe agli anziani, un fenomeno odioso, ma odioso davvero, ma che purtroppo evidentemente è ancora diffuso. Una vera battaglia